il TG Pot anche noi a Piancamuno che è una grande manifestazione, una marcia che la parte che è la fina d'Arf per l'amianto, no all'amianto. Che indipende dagli anni che domanda, l'iniziativa è scaturita da che cosa? È nata dal fatto che l'idea di mettere in piega l'amianto, che l'impianto di amianto, che teniamo presente che fino adesso parla di esperimenti a livello di laboratorio. Ni appena fanno Val Camonica, mi appena già per il problema riguarda tutta la Camonica. È un impianto che garante da lavorare 80.000 tonnellate di amianto all'anno, vuol dire hermaz. Con i problemi di inquinamento che ingaggiamo anche la zona che l'impianto funzionerà perfettamente bene. Gli esempi del Casale Monferrato, di chi che di Milano Pirelli mi dimostrano la cosa, quindi a Toma in campana perché ha il dovere di consegnare al territorio ai nostri figli, ai nostri neus, ai pronipoti in condizioni migliori di come è attualmente. È l'appurato che l'Al Camonica è con la maggiore incidenza di tumori? Sì, è già appurato statisticamente da fonti ineccepibili, per cui non è il caso di aggiungere altre problematiche a quelle che siamo. Per me fa allarmismo. No, mio fa allarmismo, né disfattismo. Il problema dell'aurale è certamente importante, ma il problema della salute e della vita è altrettanto e molto più importante. Al Hinde de Darfa Bondion che domanda anche a lui la frase di rito che le chiedo che l'amianto che è di estrema pericolosità per l'Al Camonica? Direi proprio di sì, è sicuramente pericoloso, non deve essere fatto, dobbiamo lottare perché questo non si faccia, perché sarebbe un quantitativo enorme ogni anno che passa sulle nostre strade e che sicuramente, anche applicando tutte le cautele possibili e immaginabili, lascerebbe delle tracce, e basta una piccola traccia per fare grandi danni, quindi noi diciamo assolutamente no. E con la storia delle polveri sottili del PM, hai dei valori veramente forti in chi de che, quali sono i provvedimenti che adotteranno le amministrazioni comunali della Valle? Allora, prima di tutto il problema del PM10 non è un problema locale, ma è un problema che riguarda tutta la pianura padana, tutta l'Alta Italia e tutte le zone a parità di quota, e quindi anche le valli. Valli come la nostra e per tutta la sua estensione. In questi giorni stiamo concordando con i comuni un'ordinanza nella quale fermeremo le macchine più inquinanti, le Euro 0, le Euro 1 e le Euro 2 diesel. Sappiamo comunque che in Valle Camonica, come nelle altre valli, queste polveri sono dovute principalmente alla combustione della legna e non tanto al traffico, quindi l'invito a tutti a rispettare la legge regionale. Mario Maisetti, assessore alla sicurezza della provincia di Brescia, anche domanda, la manifestazione stamattina ha una certa importanza oppure nel fatto in sé così sporadico o si ripeterà? Dipende che la manifestazione ha raggiunto delle ultime, perché penso che a Milano era capito bene. Per me è pensare di portare una fabbrica del genere un territorio che voca su al di là dell'agroalimentare che è turistica. È geniale che che le aziende che hanno minimo rischio di poter interferire in modo negativo con il rilancio dell'Al Camonica non tengono cercare di tenere da lontano. Questo è il messaggio che il Gaderia. Le inditi il pensare al turismo, offrire territorio quasi incontaminato della nostra Al, e pensare a portare a chiedere alle aziende che c'è a rischio quantomeno come questa qui che è mia molto estate che le foto potete produrre su. Noi è contrario al massimo e farà di tutto per fermare chi progetti e chi interventi che la Camonica anche come è compatta e che tanti amministratori tanta dete penso che questo messaggio sarà arrivato a Milano e fermerà il progetto insomma. Alla Hehur Franco Camossi della città di Adarfo Guario Terme che fa una domanda, oltre all'amianto si assume anche il PM10, due fatti che sono gravissimi per la Valle Camonica, senza fa allarmi però.
Beh, no, sono due cose completamente diverse, bisogna partire dal presupposto che innanzitutto il discorso del PM10 è un discorso un po' nazionale, tante città e ha questo problema che anche la Haval ha questo problema un po' dovuto anche al cambiamento climatici, mentre invece il discorso legato all'amianto è proprio il fatto che se non si trova la condizione, bisogna trovarla a tutti i costi, che la condizione per far in modo che questa fabbrica non venga nemmeno presa in considerazione dal punto di vista progettistico, perché non ci sono le garanzie. Questo è il vero problema. Il PM10 ti può pensare ai blocchi stradali, ti può pensare alle staghe alterne, ti può pensare a mille robe magari che era un po' di più e cambia completamente, invece nel momento in cui è installata la fabbrica che è più di niente da cambiare, perché il problema asbestoso, il problema dell'amianto è un problema serio. La salute è la roba più importante per la popolazione che la vive del turismo ormai e mettete che la fabbrica che l'amministrazione dell'Alca Monaco che potere gale per fermare un lavoro del genere. Anche la dimostrazione del fatto che trasversalmente, indipendentemente dalle idee politiche di ogni amministrazione, è compatte e unite nel dimostrare che fosse effettivamente che la scelta che era una scelta infelice. Noi come Comune d'Alfa è stato il primo comune a deliberare i primi giorni dell'anno, subito al contrario ha preso una posizione che è fortissima, cioè, rispetto proprio a questo problema, per cui più di tutte le amministrazioni cominciano a fare come una fanno notare, tante amministrazioni la fanno e perché delibera tutti anche 40 comuni dell'Al a andare in Regione Lombardia e dire che non vuol mio, perché abbiamo un peso a livello politico ma soprattutto a livello di numero. A ma era la regione appena che era per decidere un fatto del genere oppure le per decidere anche le amministrazioni che mi risulta che le gare disano no? No, negli accordi di programma che le varie componenti, parte dalla regione, parte dalla provincia, parte dai comuni, dalla comunità montana, tutti gli enti di lavoro, perché quando gente al tavolo le cominciano a fare una parte e non la fanno. Adesso vedrà anche io, visto poi che comunque la setta è stata eletta in Val. Da Piancamuno che la sfilata che adesso partirà e la arriverà fino ad Arf, perché questo per sensibilizzare tutta la setta che chi è la fabbrica dell'amianto ma la è il mio, insomma, è una fabbrica che dice che è pericolosissima, per cui insomma no, la gara è la mia fada, ecco, tu che e da Piancamuno per il TG Potolo e tutto, alla prossima.